Si chiamano NEET, sono i giovani tra i 18 e i 24 anni che non studiano e non lavorano e la Calabria, come evidenziato dai recenti dati Eurostat, è tra le regioni col più alto tasso di NEET, una situazione che probabilmente riflette l'immagine di un mercato del lavoro nel Mezzogiorno da cui i giovani si sentono sempre più tagliati fuori. La regione cerca di invertire la tendenza attraverso l'accordo siglato con l'Ente Nazionale per il Microcredito, finalizzato alla formazione e all'accompagnamento su tutto il territorio calabrese dell'autoimprenditorialità dei giovani NEET. Accordo presentato oggi a Catanzaro. Il finanziamento dell'operazione ammonta a 1.200.000 euro. Il 1.200.000 è stato stimato sulla base di una analisi, indagine che noi abbiamo fatto in termini di possibilità di realizzare l'intervento entro dicembre o al massimo giugno del prossimo anno. Sulla base dei numeri che avevamo a livello nazionale, anche del tipo di risposta dei giovani sul territorio, abbiamo stimato una platea di 400 NEET da poter coinvolgere entro fine anno, primi del prossimo anno. Ovviamente poi se la risposta sarà superiore questi numeri potranno aumentare. Obiettivo: consentire al giovane NEET di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola in un business plan, uno strumento dunque, come sottolineato dall'assessore Robbe, messo a disposizione per la realizzazione di politiche attive per il lavoro allo scopo di dare una possibilità di futuro a questi giovani che non studiano e non lavorano. Contiamo di lavorare sull'autoimpiego, sul microcredito, proprio per arrivare a dare delle opportunità lavorative, dare delle opportunità di inserimento nella società, perché è assurdo in questo momento, in questa fase, perdere risorse che lasciamo in autonomia quando invece hanno bisogno di essere accompagnate per diventare produttive per la nostra regione e per essere realizzate nella vita, e stiamo parlando di giovani.